Buonasera. Come siamo eleganti. Elegante. Dici che sono elegante, non è che sono sportiva. Ah. Chi mi ha visto? Io. Ditelo, io. Sportiva, abbiamo detto Sì. che è un diario segreto. Sì. Vuoi leggerci qualcosina? Dici che era segreto. Vabbè, qualcosina. Va bene, ve lo leggo. Dai. Caro diario. Allora, dico così perché l'ho pagato 20 euro. Chi mi ha visto? Io. Cosa sai che ti ha visto? Perché mi hanno Cosa dice? 12 settembre, ore 16, mia mamma cambia posizione del divano. Per festeggiare il nonno beve 3 fiaschi di vino e 2 bicchieri di grappa. Chi l'ha visto? Io. 13 settembre, ore 18, conosco Marco. Ore 18:10, mi fidanzo con Marco. Ore 18:20, mi chiudo in camera con Marco. Mia madre urla, Verusca, cosa state facendo? E io rispondo, sesso. E lei, meno male, pensavo stavate fumando. Chi mi ha visto? Mia mamma. 14 settembre, ore 18, esame di guida, bocciata. Non ho preso la patente, però ho preso 2 vigili e un signore che stava attraversando. Chi li ha visti? Io. Streccati. 15 settembre, ore 11, mia mamma cambia la tovaglia del tavolo di cucina. Per festeggiare il mio nonno beve 3 fiaschi di vino e 2 bicchieri di grappa. Chi l'ha visto? Io. Stontonendi. 17 settembre, ore 12, mio nonno mi racconta che da giovane raccoglieva il fazzoletto da terra con i denti. Adesso raccoglie i denti col fazzoletto. Ma dai, che tristezza, povero Chi nonno, l'ha visto? Io. 18 settembre, ore 22:30. Marco mi porta a fare una passeggiata romantica in Viale Elmas. A un certo punto sono venuti i carabinieri e hanno fatto un'arretata. Chi li ha visti? Io. E lo credo, ci sono le impiegate. Impiegate. Vabbè. 20 settembre, ore 15. Mia mamma non fa nessun cambiamento dei mobili, ma nonno festeggia lo stesso e beve 3 fiaschi di vino e 2 bicchieri di grappa. Chi l'ha vista? È un po' più smushy. 22 settembre, ore 10. La famiglia di mio zio ha difficoltà finanziarie, ma lui non vuole andare in banca a chiedere un fido perché dice che di un cane non se ne fa niente. Ma cosa c'entra? Il fido è una cosa bancaria. È una cosa bancaria. Dice che è una cosa bancaria. Chi l'ha sentito? Io. Anche loro ti hanno sentito. Non è bancaria. 23 settembre, ore 21. Io e Marco siamo in spiaggia a vedere le stelle cadenti. A un certo punto io urlo, guarda, un UFO. E lui, ma che è un gufo. E lui ha detto, scusa, non avevo visto la G. Chi mi ha sentito? Io. Chi l'ha capita? Nessuno. 25 settembre, ore 22, con un colpo di tosse mio nonno ubriaca mia sorella. Esagera, Chi l'ha visto? Tutti. 26 settembre, ore 18, non ci crederai, caro diario, ma oggi ho conosciuto Raul Bova, che era in vacanza in Sardegna. Approfittando dell'assenza di Marco, mi sono avvicinato e gli ho detto, stasera sono sola a casa. E lui mi ha detto, allora chiudi bene la porta. Figura doppia. Chi l'ha fatta? Ancora Io. ne hai? No, quasi finito. 28 settembre meno un quarto. Passo a Vodafone. Grazie a una super promozione posso parlare gratis la domenica dalle 4 alle 5 del mattino con un mio amico lituano di madre somala e papà indiano che risiede in Congo da almeno 8 mesi. Ma che promozione è? Nuvacco. Chi l'ha ricevuto il pacco? Tutti. Io. Dalla Vodafone? Dalla team? Io. 29 settembre, ore 19, oggi nonna ha compiuto 99 anni. Portando la torta nel tavolo, però, si sono spente quasi tutte le candeline. Ne sono rimaste accese solo 2. Il nonno ha soffiato e si sono riaccese tutte. Chi l'ha visto? Io. E infine, 4 ottobre, ore 19. Ore 19? Là che erano le 20. Chi l'ha scritto? Io. Ore mezzanotte e mezza, mi alzo per andare in bagno. Come apro la porta si accende la luce, la chiudo e si spegne, la apro e si accende, la chiudo e si spegne. Forse ho fatto la pipì nel frigo. Verusca! Ciao! Grazie!